Eder. Mac. Pallister. Il 18 ottobre scorso, Cinzia Peccicar è scomparsa improvvisamente dalla sua casa ad Aurisina, e da quel momento non si hanno più sue notizie. La sua scomparsa è stata annunciata da chi l'ha visto il 25 ottobre, una settimana dopo che era sparita. Secondo le forze dell'ordine, sembra che si tratti di un allontanamento volontario. Cinzia, che ha 60 anni, avrebbe ricevuto una chiamata telefonica e sarebbe uscita di casa. Vive in un appartamento a Terinvia Aurisina Cave 25, con altre 2 persone. Non ha con sé il cellulare, ma ha i suoi documenti. È alta 165 cm, con occhi e capelli castani. Recentemente, l'appartamento dove viveva era interessato da lavori di ristrutturazione ordinaria, ma sembra che Cinzia volesse trasferirsi altrove. La sua scomparsa è stata segnalata ai carabinieri di Aurisina, che stanno conducendo le ricerche. Sono state interpellate le persone che la conoscono bene e l'hanno vista di recente. Cinzia ha un fratello che vive in provincia di Gorizia. Si sta cercando di capire se il suo caso sia simile a quello di Resinovic. Non c'è traccia di lei sui treni o gli autobus il 18 ottobre. Non si sa se sia stata accompagnata da qualcuno. L'attività di ricerca dei carabinieri è in corso e ogni giorno si cerca in luoghi dove Cinzia potrebbe essere andata. È stato attivato il piano provinciale per le persone scomparse. L'associazione Penelope, che segue il caso di Resinovic a Trieste, sta seguendo, anche questo caso. La ricerca del corpo della turista tedesca Chiara Mercedes Lindl, scomparsa il 1 settembre, nelle acque del lago di Seo dopo essere caduta da una barca, a Pisogne, è stata incessante. Giorno dopo giorno, i volontari del nucleo sommozzatori GVG del lago di Garda, hanno continuato a cercare senza sosta, totalizzando 240 ore di lavoro e 800 immersioni. Nonostante lo sforzo enorme, in termini di tempo e denaro, completamente a carico dei volontari, i familiari di Chiara Lindl hanno deciso di sostenere la ricerca con una raccolta fondi. La determinazione del nucleo sommozzatori GVG è evidente dal loro post sulla pagina Facebook, dove dichiarano di non lasciare nulla di intentato, finché non restituiranno Chiara Lindl alla propria famiglia. Nonostante le difficoltà, la speranza di trovare il corpo della giovane turista non è diminuita. Gianluca Muscatello, l'uomo di 42 anni di cui si erano perse le tracce il 7 novembre, è stato finalmente ritrovato sano e salvo. Grazie a una segnalazione, i carabinieri hanno individuato l'uomo sulla statale 106, vicino al bivio di Steccato di Cutro. Sono state confermate le buone condizioni di salute di Gianluca, che è stato accompagnato in ospedale per controlli medici. La famiglia di Gianluca ha espresso la propria gratitudine alla stampa locale e a tutti coloro che hanno contribuito al suo ritrovamento. La comunità di Cutro si è dimostrata incredibilmente solidale e generosa durante le ricerche, contribuendo a portare a termine con successo questa vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.